hago la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per proporvi un formato un pochino diverso della Road to Legenda. Innanzitutto ragazzi voglio dirvi che praticamente non ci siamo mossi tantissimo dall'ultimo episodio della Road to Legenda, ma con questo video voglio sperimentare un format un pochino diverso, perciò cercherò di registrarmi tutti gli attacchi in live, perché ultimamente sto facendo degli attacchi veramente della Madonna. Io in molti video miei passati precedenti avevo detto ragazzi, se avevo gli eroi al 40 facevo 3 stelle. Adesso che ho questi fottuti eroi al 40 faccio effettivamente 3 stelle. Allora, innanzitutto devo farvi vedere. Allora, questo qua mi sembra che è un Town Hall 9. Facciamo visita a... Ecco, Town Hall 9, naturalmente i Town Hall 9 non scappano, le 3 stelle sono sempre assicurate. Andiamo a vedere gli altri attacchi da 3 stelle, questo qua non era disponibile, anche questo suppongo era un Town Hall 9, no, questo come potete vedere ragazzi era un Town Hall 11, non del tutto maxato, perciò il 3 stelle è stato abbastanza facile, però voglio farvi vedere gli ultimi attacchi da 3 stelle che ho fatto. Allora, innanzitutto questo è stato un 3 stelle, non dico facilissimo, però relativamente facile, perché questo qua era un Town Hall 10 quasi totalmente maxato, gli mancava solamente qualche torrette dell'arciere. Allora, perché e come ho fatto a fare 3 stelle su questo villaggio che molti di voi diranno Kai, come cazzo ho fatto? È maxato praticamente. Allora ragazzi, questa è una difesa vecchia, io le difese vecchie me le ricordo a memoria. È un pochino da nerd, insomma, mi ricordo a memoria le posizioni delle trappole e io so come farvele scattare con i miei maledetti spaccamuro. Per questo anche in scalata io mi porto in spaccamuro, perché insomma ve le faccio scattare le bombe giganti e dopo entro al centro del villaggio. In questo caso ho filato un po' il posizionamento delle mie pozioni, però sono riuscito lo stesso a fare il 100%. Ragazzi, guardate qua ragazzi, il nuovo eroe è una potenza assurda. Ho visto la bomba scattare, ho attivato l'abilità del re e i miei maghetti si sono salvati. Il mio re barbaro, non so, l'è stupido, ha iniziato a fare il giro. Ma in questo caso qua ho detto accidenti, malapena faccio 2 stelle e mi arrendo. Però qualcosa è andato storto, è andato meglio rispetto ai miei piani, perché i miei eroi sono entrati al centro del villaggio. Questa torre inferno singola se la stava prendendo con i figli del re barbaro, e perciò ragazzi i golem, quelli che praticamente io mi porto 5 golem, il 5 è il numero perfetto, non il 7, il 5 è il numero perfetto perché 2 girano ai lati, uno dovrebbe solitamente stare al centro a prendere il Town Hall. Dato che abbiamo anche gli eroi facciamo veramente il devasto, perciò serve solamente un golem al centro. Come potete vedere ragazzi, il nostro amico sta veramente piangendo. Allora, facciamo per 4 i golem, naturalmente quelli che sono ancora rimasti in vita mi hanno fatto da paracuro, e la regina ingolata. Purtroppo, anche se faccio 3 stelle, faccio solamente 10 cop, perché ragazzi scalare non è mai facile. Torniamo a casa così vi facciamo vedere anche l'altro attacco che ho fatto 16 minuti fa. Ok ragazzi, questa invece è una difesa Town Hall 11 totalmente maxato. Praticamente ai muri più alti dei miei. Io ho detto ma sì, sto qua mi offre un pochino di coppe, ma neanche tante, li faccio 2 stelle e scappo via. Ma ragazzi, io ho sottovalutato i miei eroi a 40. Se procediamo in modo attento e facciamo scattare le bombe giganti al nostro nemico con i nostri spaccamuro maledetti, facciamo anche la terza stella. Allora, io in qua innanzitutto ho spaccato i lati in modo tale che i miei golem entrino al centro del villaggio, non utilizzando sempre pozioni di salto, perché le pozioni di salto, ok sì, sono molto utili, però occupano veramente troppo spazio dal mio punto di vista. Ecco qua, io qua ho fatto scattare la bomba gigante, e ecco ragazzi, furia qua sul secondo muro, facciamo scattare, pum, distrutto il muro, e ecco ragazzi, ho iniziato a posizionare i miei eroi a 40 fanno veramente la differenza. Qua volevo congelare anche il cannone, però non sono riuscito. E qua mi stavo cagando addosso. Ho detto no, le mongolfiere io le odio. Per fortuna mi sono ricordato che con un aggiornamento la pozione gelo congela anche le truppe aeree. Perciò ho messo la veleno, gelato, tac, steccate. Allora,
Qua ho detto, ma sì, abbiamo fatto 2 stelle, cosa vuoi che faccia anche la terza stella? Mica sono così pro. Invece, cazzo, sono così pro! Oh, madonna, quanto sono stato contento. Praticamente i miei maghi sono rimasti quasi tutti in vita, perciò se i maghi rimangono in vita e ho almeno uno o slash due golem in vita e la regina a 40 ancora con l'abilità, la terza stella è assicurata. Ok, basta mandarmi in pubblicità, mamma mia come vi odio. Qua la regina stava morendo, io ho detto, madonna, li attiviamo l'abilità, non dobbiamo farci steccare in questa maniera. E praticamente gli mancava solamente 1, 2, 3, ok, gli manca solamente una difesa e avevo il 100% in tasca. Dai, dai, distruggete anche l'ultima difesa, dai regina degli arcieri. Pum! Ok, il nostro amico Brian è rimasto senza difese. L'ho steccato totalmente, raso, arato, destroyed, morto, scecco. Purtroppo anche in questo caso, anche se faccio 3 stelle, la Supercell mi sgancia solamente 14 coppe. Molti diranno, ok, 14 coppe sono tante, ma ragazzi, se voglio arrivare a leggenda in tempi relativamente brevi, devo giocare come veramente un pazzo nerd. Ok, questa è la prima parte di questo video, noi ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, tra 39 minuti mi staccano e mi mettono in pausa personale, maledetti. Allora, cosa abbiamo fatto in questa sessione di oggi? Nella sessione di oggi abbiamo fatto all'incirca 40 coppe ogni ora. Allora, questo qua, questo attacco l'ho già fatto vedere prima. Allora, vi faccio vedere questo qua. Con questo attacco sono stato molto fortunato. Ho beccato uno con quasi il mio stesso numero di coppe. Perciò attaccandolo ho preso tante risorse. Però attaccando questo maledetto soggetto ho rischiato anche molto, perché era praticamente un Town Hall 11 totalmente maxato, anche con il nuovo cannone a livello 2, chissà perché, gemmato insomma. Allora qua stavo rischiando, oh mio dio, qua mi distrugge. Probabilmente c'era sto cannone che era veramente troppo forte, e qua purtroppo non sono riuscito a congelare sia la torre d'inferno e il cannone, perciò ho detto ok, non prendiamo né il cannone né l'inferno, allora prendiamo tutte le due inferno insieme e tac, e alla fine ci ho anche azzeccato. In questo momento ho detto, ma sì, attiviamo anche l'abilità del Re Barbaro, così prendiamo subito il Town Hall, così stiamo tranquilli. Facciamo per... ecco, il cannone è veramente distruttivo, madonna, mi è volato una cazzo di cimice in faccia. Vabbè, qua siamo a 44%, allora... La torre inferno inutile in questo caso. Ok ragazzi, qua praticamente arrivo al 50% di culo, e naturalmente io faccio anche resa, dato che mi servivano ancora gli eroi in vita. Allora, ultimo attacco e mi staccano, e dopo proviamo difesa, perciò controlliamo se abbiamo tutto. Ci manca solamente questa pozione, ma sì, la gemmiamo. Ok, ok, questa mettiamo a fare. Perfetto, andiamo in ricerca. Ok ragazzi, mi sono rotto letteralmente di cercare. Anche se questo qua è difficile e non mi dà neanche tante coppe, lo attacchiamo lo stesso. Pam. Ok. Pam. Destroyed. Ok, se riusciamo anche qua facciamo un po' di destroyed. Perfetto. Ta 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 ta. Un golem qua. Perfetto ragazzi. Ora speriamo solo di non failare miserabilmente. Perfetto, ok. Veleno, terremoto qua. Ok, ok, ora si dovrebbe penetrare all'interno del villaggio. Il nuovo re, attiviamolo. Non ancora, non ancora. Ora attivato. Tangade, tangade, tangade. Dai, dovete prendermi almeno Town Hall qua, se no faccio una figura. Ok, Town Hall, sciallo già mio. Ok, ok, prendiamo questa, perfetto. No, la terza stella ragazzi è impossibile, perché la regina degli arcieri mi sta già morendo sul momento. 45, Re Barbaro non morire, dai, almeno 2 stelle qua, cioè figa, se no non faccio un cavolo qua. Ok, 2 stelle easy, easy. Come avete visto ragazzi,
Io, anche se nell'editing ho velocizzato notevolmente la ricerca a Titano 2, a Titano 3, siamo ancora a Titano 3, è lunghissima, madonna, mi fa veramente arrabbiare a volte. Vabbè, ora vediamo quante coppe vinco. Ne vinco 6. Ora proviamo ad andare in difesa e vedere una difesa in live. Allora ragazzi, non mi hanno ancora attaccato in 20 minuti e ora manca qualche secondo e mi mettono in pausa personale. Ok, siamo arrivati a 0. Sei rimasto senza scudo troppo lungo e presto sarai discollegato per qualche minuto. Ok, mi discollego. Vediamo cosa succede quando rientro su Clash. Pausa personale, boia. Can! Non mi hanno attaccato in 20 minuti, ora mi devo beccare sta pausa personale, madonna, finché uno non mi attacchi. Quanto odio sta cosa. È brutto che non posso neanche registrarvi in live la difesa perché non lo posso visualizzare. Ok ragazzi, mi hanno attaccato mentre ero in pausa personale, perciò non ho potuto avere la possibilità di registrarlo in live. Maledetto. Ancora sti giapponesi. Maledetti sti qua in primi in classifica. Mi hanno già attaccato una volta. Madonna, ecco qua. Maledetto. E mi attacca un'altra volta. Questo qua aveva 4800 coppe. Ok. Guardiamolo insieme a voi per la prima volta. Vediamo come mi attacca. Titano 1 contro Titano 3. Un assalto qua. Ok, ti capisco. Ok. Fanculo. Questo qua sa attaccare. Maledetto, sa attaccare. Allora, questa tecnica d'attacco è praticamente... avete presente quando gli animali cacciano in branco e fanno tipo una cosa a cerchio e ti rinchiudono? Ecco, questa è la stessa tecnica d'attacco. Praticamente i golem girano un po', solo un po', e dopo praticamente ti chiudono dentro e ti sbranano, ti massacrano. Maledetto, aveva anche le streghe al 3, cioè no, qua primi in classifica non possiamo non avere le streghe al 3, perciò se le gemmate e ha tentato di prendermi anche la seconda stella. In questo caso devo dire che sono stato abbastanza fortunato perché non mi hanno preso il Town Hall. Il re si era avvicinato parecchio. Ah, ecco ragazzi, è uscito il mio mastino. In questo caso, dato che la regina ha girato, avrei potuto mettermi il drago e le mongolfiere. In questo caso avrebbero dato tanto fastidio ai maghetti, anzi li avrebbero anche uccisi, in modo tale che non mi avrebbero fatto neanche il 50%. In questo caso ragazzi, figa. Aia 49, 50%, non dico che ha fatto 50 di culo, però ha fatto 50% senza tanti problemi, perciò questa difesa è buona perché ne ho vinta anche una, perciò devo perfezionare qualcosina perché non voglio farmi togliere, anche se sono poche, con le 4 coppe. Ma pensate, se io dovessi vincere una difesa più 35, la cosa sinceramente non mi dispiace. Nel frattempo il mastino non è ancora morto. LOL. Dai, muori mastino. Ok, finalmente è morto e ha distrutto anche la streghetta del cavolo. Maledetto, torniamo a casa. Ok, allora andiamo a guardare un attimo un po' qua sul locale come siamo posizionati in classifica, se carica. Mamma mia donna, dai, vai giù 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 giù. Ok, 340esimo. Ok ragazzi, questo era il video di oggi. Come al solito spero vi sia piaciuto, perciò lasciatemi tanti like, lasciatemi tanti like, almeno 10.000, e un commento, e come al solito ci vediamo al prossimo video e ricordatevi di seguirmi anche sulla mia pagina Facebook e Instagram, e come al solito che vi lascio sempre sotto descrizione.